Lorenzo da Ponte fu il librettista delle più famose opere di Mozart, nei cui libretti sono spesso rappresentati personaggi molto realistici, dotati di un linguaggio fin troppo esplicito e che hanno con l'amore un rapporto libero, allegro e soprattutto pratico. La libertà da ideali e costruzioni mentali sull'amore e la preeminenza del tornaconto personale sui sentimenti era una caratteristica comune nei personaggi teatrali della fine del Settecento, al contrario dei personaggi ottocenteschi che in nome dell'amore e più in generale dei propri ideali erano disposti a sacrificare tutto, anche la vita stessa. Il tema di questa serata è il passaggio dal Settecento all'Ottocento nel modo di cantare, nel modo di scrivere i testi e di comporre musica, e quindi nel modo di concepire i personaggi dell'opera lirica. È il passaggio dal barocco, dall'illuminismo, al romanticismo sui palcoscenici dei teatri. Continuiamo quindi il nostro viaggio ripartendo da Mozart e da Ponte. La prima esecuzione delle Nozze di Figaro avvenne a Vienna nel 1786 e ottenne un successo talmente strepitoso che l'imperatore dovette emanare un decreto per limitare le richieste di bis, in modo che le repliche non durassero troppo. Ovunque in città si sentiva canticchiare questa o quella melodia tratta dall'opera, e su tutte svettava "Non più andrai farfallone amoroso", canta Maurizio Piante. Non piangrai farfallone amoroso, notte e giorno intorno girando, belle belle turbando riposo, narcisetto dolcino d'amor. Belle belle turbando riposo, narcisetto dolcino d'amor. Non più avrai questi bei penachini, quel capello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non vi avrai quei pennacchini, quel capello, quella chioma, quell'aria brillante. Non piantai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando riposo, narcisetto dolcino d'amor. Delle belle turbando riposo, narcisetto dolcino d'amor. Fra guerrieri poco a poco, stretto santo, e poi spalla, siamo al fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco contante, poco contante, poco contante. Ed invece del fandango una marcia per il fango, montagne e farfalloni, con le nevi solleoni amor. Non vi avrai quei pennacchini, quel capello, non quel mai farfallone amoroso, notte e giorno turbando riposo, cisetto dolcino d'amor. Fino alla vittoria, meritor, con la gloria meritor. Costretto dal conte a partire soldato. In realtà, Pino dell'opera si prodiga per riabilitarlo agli occhi del conte. Succede spesso nei testi di Da Ponte
che un personaggio dica una cosa e ne pensi invece un'altra. E questa era un'altra caratteristica comune nel teatro del Settecento. Il maestro Daniel Barenboim, nel suo libro Il suono sveglia il tempo, scrive: quello che mi ha sempre affascinato nella musica di Mozart è la mescolanza di profondità e leggerezza. Prendiamo il Don Giovanni, un dramma giocoso quando la situazione soggettiva è del tutto tragica. In Mozart l'allegria è sempre accompagnata da qualcosa di cupo, e il cupo non è mai del tutto privo di allegria. Se c'è qualcosa che possiamo imparare da Mozart è che non dobbiamo prendere tutto così tremendamente. Fuggi ancora, fuggi traditore. Nel quartetto che seguirà intervengono Simonetta Baldin, Donna Anna, Maurizio Priante, Don Giovanni e Cristiano Langaro, Don Ottavio. Don Giovanni? Mancava questo intoppo. Amico, a tempo vi ritroviam. Avete cuore, avete anima generosa. A vedere che il diavolo le ha detto qualche cosa. Che domanda? Perché? Bisogno abbiamo della vostra amicizia. Mi torna il fiato in corpo. Comandate i congiunti, i parenti, questa man, questo ferro, i beni, il sangue spenderò per servirvi. Ma voi, bella donna Anna, perché così piangete? Il crudele chi fu che osò la calma turbar del viver vostro? Ti ritrovo ancor, perfido mostro. Non ti fidar, o misera, di quel cor. E già tradico il devo il tradere ancora. Scegli che aspetto nobile e nobile maestà. Il sommo all'ordine chiamo di pietà. La povera ragazza è pazza, amici miei, è pazza, amici miei. Lasciatemi con lei, forse si calmerà, forse si calmerà. Non credete a perfido, È pazza, non badate. state ancora estate.
tremendato si potria qualche cosa sospettar. Da quel ceppo si dovea l'ora al giudicar. Dunque questa è pazzerella, Dunque quelle auditore infelice, mentatore, come sono zitto zitto che la gente si raduna e d'intorno siate un poco più prudente, vi farete criticare. sono scellerato, ho perduto la prudenza, le tue colpe del mio stato, voglio tutte palesar, voglio tutte palesar. Zitto zitto che la gente si raduna e d'intorno siate un poco più prudente, vi farete criticare. Siate un poco più prudente. Zitto, zitto che la gente si raduna d'intorno siate un poco più prudente, vi farete criticare. Il personaggio di Don Giovanni è stato protagonista di moltissimi racconti e messi in scena teatrali, in più epoche e da parte di diversi autori, prima e dopo l'opera di Mozart. Tra tutte queste versioni, quella che però fa da punto di riferimento è proprio quella del libretto di Da Ponte, e la cosa è spiegabile col fatto che la trama è consistente, i personaggi che contornano Don Giovanni hanno tutti una profondità e un carattere chiaramente definiti, il finale è gotico, spaventoso ed estremamente spettacolare. Nel Settecento il genio di Da Ponte era universalmente riconosciuto e del resto nel Settecento le opere liriche erano dei librettisti. La musica era posta in secondo piano. Nel nostro caso i manifesti recitavano Don Giovanni, ossia il libertino punito, di Lorenzo da Ponte, e solo più sotto in piccolo si poteva leggere musiche del maestro Mozart. È una cosa che ci sorprende, ma è normale se pensiamo che i testi per il teatro se ne scrivevano già nell'antica Grecia e solo da pochi decenni questi testi venivano messi in musica. Fu con il romanticismo di inizio Ottocento, con l'idea del genio votato al sacro fuoco della propria arte, che al musicista viene data più importanza che al librettista. Prima di lasciare Mozart, sentiamo un ultimo brano, quello in cui un volonteroso Don Giovanni incita l'aiutante Leporello a tenere alto il livello alcolico della festa con l'intento di riuscire ad allungare con almeno altri 10 nuovi trofei il catalogo delle sue conquiste. Dal Don Giovanni di Da Ponte, con musiche del maestro Mozart, finga dal vino calda la testa, canta Maurizio Priante. Tre brani in seguito, pesante tre brani in seguito. Finché dal vino calda la testa una gran festa fa preparar, se trovi in piazza qualche ragazza te come quella cerca menar, te come quella cerca menar, cerca menar, cerca menar, senza includine la danza sia il minuetto, la follia, l'alemanna farai ballar, il minuetto farai ballar, la follia farai ballar, l'alemanna farai ballar. Ed io farai d'altro incanto con questo qui l'amoreggia, l'amoreggia, l'amoreggia. Alla pianista, domattina, la decina del violentar. Alla pianista, la decina del violentar. Cerca di piazza qualche ragazza, cerca di farla, cerca menò. Alla pianista, domattina, la decina del violentar. Senza più nomine, la danza sia, il minuetto, la follia, l'alemanna, fare ballare.
1791 Mozart muore. Muore povero. La condizione economica dei compositori ai suoi tempi era sempre precaria, non tanto perché gli ingaggi fossero miseri, quanto per le spese di rappresentanza cui il musicista era tenuto. Tanto per fare un esempio, quando c'era un'esecuzione a corte o in ambito importante, la famiglia Mozart doveva noleggiare abiti e carrozza. Come facevano allora molti musicisti per trovare una qualche stabilità? Molti, per esempio Haydn, erano lieti della scelta di essere le dipendenze di questo o quel signore, spesso indossando la livrea al pari di un qualunque altro domestico. Altri si procacciavano uno stipendio, un vitalizio o, come Handel, una qualche forma di pensione da parte di nobili o fondazioni culturali. Uno dei primi musicisti a divenire invece ricco fu Gioachino Rossini, che nacque nel 1792, poche settimane dopo la morte di Mozart. Stendhal così annoterà l'accoglienza per gli italiani in Algeri. Accoglienza entusiastica del pubblico soffocato per il gran ridere. Il grande compositore Ludwig von Beethoven disse ad un giovane Rossini:
Lei darà gioia a tante persone con la sua musica. È tipico infatti nelle composizioni di Rossini, anche in quelle drammatiche, un elemento comico, gioioso, un elemento di vivacità che rende immediatamente riconoscibile lo stile dell'autore. La sua opera più famosa è sicuramente Il Barbiere di Siviglia, che fu composto ad appena 24 anni, a tempo di record, si dice in 13 giorni. A distanza di 202 anni dalla sua prima esecuzione, quest'opera conserva ancora tutta la sua freschezza nella musica e nel testo. La tradizione musicale lasciata da Mozart viene ripresa da Rossini. Non c'è struggimento di sentimenti, non ci sono ideali ai quali i personaggi sono disposti ad immolarsi. C'è invece una ragazza che sostanzialmente è disposta a sposare il primo che passa pur di non sposare il vecchio Don Bartolo. La cavatina è il brano con cui un personaggio si presenta al pubblico. Ascoltiamo quindi la cavatina di Rosina, cantata dal soprano Simonetta Baldin.
Sono obbediente, mi lascio reggere, mi fa guida.